Buongiorno a tutti ragazzi, una nuova gigantesca lastra di ghiaccio ragazzi si sta per staccare dalla piattaforma di ghiaccio, quella di Brunt, quindi nella sezione antartica nel mare di Weddell. Quindi un'altra frattura, stavolta l'hanno chiamata la frattura di Halloween perché è stata scoperta proprio diciamo il giorno di Halloween, quindi per adesso l'hanno chiamata così in onore della scoperta che l'hanno fatto i satelliti, quindi il 31 di ottobre è stata vista dal satellite e quindi l'hanno chiamata la frattura di Halloween in effetti, anche perché era quel giorno lì. Quindi diciamo che, ciao Rosa, la nuova frattura è molto grande ragazzi, più o meno come ho detto io sarà più o meno come Londra, quindi è grossa, non è che è piccolina, quindi un'altra diciamo che si stacca come l'anno scorso si staccò quell'altra, quindi ciao Filippo, un'altra lastra di ghiaccio che si stacca diciamo dall'Antartide, quindi come vedete, come ho detto ieri, ci sta il riscaldamento globale invece dell'era glaciale. Noi avevamo fatto un'ipotesi che se l'Antartide si riempisse di nuovo di ghiaccio, potrebbe, ciao Daniela, potrebbe di nuovo tornare tipo un'era glaciale, quindi fare come diciamo un effetto serra e dare via un'era glaciale, però purtroppo sta facendo il contrario. Qua stiamo andando incontro a un riscaldamento globale, quindi è tutto l'inverso, diciamo. Quindi non sanno quando si staccherà, però a breve si vede dal satellite che è molto profonda la, diciamo, la fessura, quindi a breve si staccherà, quindi è questione di qualche 15-20 giorni, un mese, ma si staccherà, quindi non si rimarginerà questa frattura perché è molto profonda, quindi l'ho detto è intera quanto più o meno l'area metropolitana di Londra, quindi è molto grande. Quindi ora sono pochissimi, diciamo, chilometri che separano, ciao Avvocatella, questa frattura e va via, questa tipo isola diventerà, quindi oramai diciamo che è stato osservato da oltre 25 anni che stanno, i satelliti stanno monitorando tutta la situazione e questa diciamo è un'altra frattura che hanno chiamato frattura di Halloween, quindi è un altro pezzo di ghiaccio che si stacca dal famoso Antartide, quindi che non è come pensiamo noi tutto ghiaccio, ma più o meno è come questa fotografia, diciamo che non è tanto freddo veramente, sì, sì, sempre peggio, sì. In effetti questo è dovuto, ragazzi, al riscaldamento globale, quindi come ho detto io, qua invece di avvenire l'era glaciale sta avvenendo il riscaldamento, quindi al finale vedete quanti pezzi ci sono e la pura realtà in effetti, quindi non pensate che l'Antartide sia un pezzo di ghiaccio grande e basta, no? Oramai a causa del caldo ci sono tanti pezzi, quindi prima o poi, se continua di sto passo, se si scioglie tutto, ragazzi, il mare si alzerà un minimo di 7-8 metri in tutto il mondo. Quindi città come Venezia, come Salerno, come che ne so, la Liguria verranno sommesse dalle acque. Quindi se per puro caso si alzasse di 7-8 metri il livello del mare, diciamo che tutte le coste scompaiono tutte quante. Quindi pensate un po'. Già Salerno che da lungomare sarebbe sommersa, ad esempio, fino a sul Carmine ci sarebbe solo acqua, pensate un po'. Ma uno dice 7-8 metri, si pensa che è poco, dici ma che sono 7-8 metri? No, 8 metri Venezia non ci sarebbe più, ad esempio. Tanto per fare un'ipotesi, ma tante città in effetti sulla costa scomparirebbero subito, quindi mezza Italia sicuramente sarebbe sott'acqua come pure le altre città del mondo, non è solo l'Italia, quindi non è un fattore, diciamo, italiano oppure no, no, tutte, diciamo, le città costiere del mondo saranno sommesse dalle acque, quindi pure le isole, ragazzi, le isole addirittura scomparirebbero forse, quindi pensate un po' che le cose sono proprio messe, come dice Avvocatella, male, male, male. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona giornata, abbiamo iniziato proprio col botto subito, anche perché
queste notizie non sono, per l'amor di Dio, proprio tragiche, però è segno che qualcosa non va bene, quindi non è buono, non è cattivo, però stiamo, come diciamo noi, stiamo in coppa una brutta via, stiamo messi male, quindi è quello il concetto al finale, quindi più lastre si dividono, peggio è, perché quando si staccano i ragazzi poi si scioglie subito, capite? Quindi va incontro a... Sì, 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 farò un altro video sicuramente. Quindi vi auguro buona giornata ragazzi e ci sentiamo a fra poco. Ciao a tutti.